La Grifo Perugia non riesce a battere la Jesina e rinvia nuovamente l'appuntamento con l'aggancio alla vetta. A San Sisto le marchigiane tengono testa alle Grifoncelle ed escono con un confortante pareggio 1-1 che lascia invariate le distanze +3. La Jesina sin dai primi minuti si dimostra avversario tosto e meritevole del primato. Fontana e Monterubiano mettono spesso in apprensione la retroguardia biancorossa. Le padrone di casa si fanno vedere solo al 18° con un colpo di testa di Sara Valle sugli sviluppi di un angolo che finisce alto. Al 38° la Jesina passa in vantaggio, Fontana trafora la difesa della Grifo e batte Marroccoli. Nella ripresa Marinelli cerca subito la via del pareggio ma la conclusione termina a lato. Qualche minuto più tardi ci prova Monterubiano ma senza fortuna. La Grifo si affida ai cambi, Narcisi e Pellegrino danno la scossa e al 29° arriva il pareggio di Martina Ceccarelli che capitalizza al meglio un bell'assist alla sinistra di Marinelli. Occasione persa? Probabilmente sì, alla Grifo serviva una vittoria per riagganciare la vetta, ma vista la Jesina anche un pari può essere utile per continuare a sperare. Nelle prossime 6 gare le ragazze di Valentina Belia non dovranno sbagliare un colpo e sperare in qualche passo falso delle marchigiane. La partita è andata via abbastanza bene, sapevamo che era una squadra tosta da affrontare, infatti è stato molto difficile, secondo me è venuta fuori una bella partita dove entrambe le squadre potevano vincere, alla fine è venuto fuori in pareggio e penso che sia giusto così. Il primo gol il gol loro ci ha un po' destabilizzati, però poi abbiamo reagito molto bene, sicuramente sapevamo di giocare contro la prima in classifica, quindi se la Jesina è su qualcosa in più di noi ci doveva avere, però oggi sinceramente questo qualcosa in più si è visto poco, nel senso che è stata un'ottima gara. Il pareggio secondo me è giusto perché poi hanno fatto la differenza gli episodi, a parte i gol, le 2 bellissime parate di Marroccoli da parte nostra e la parata del portiere loro alla fine, quindi credo che il pareggio sia un ottimo risultato e un giusto risultato. È stata una partita combattuta dove loro hanno trovato per primo il gol ma noi abbiamo reagito molto bene. Il gol ci ha permesso sì, forse di cercare comunque di riprenderla, ci ha fatto un po' rialzare, però comunque è andato così. Un pareggio va bene e cerchiamo ancora di lottare.